Non so come spiegarlo, sembrava un tornado, non si vedeva niente, era tutto buio. È ancora provata la signora Carmen per quello che ha visto ieri sera attorno alla sua casa di Borgo Grave a Candelù. Quasi un mini vaia per l'azione del vento che ha toccato punte di 150 km/h. È stata una grandinata particolarmente violenta, anomala per certi aspetti perché lungo l'asse del Piave ha una provenienza ovest, poi man mano che ci si allontana troviamo i danni principalmente con grandine derivante da est, quindi che significa che ci siamo trovati in mezzo a un vortice. Pioggia, grandine e soprattutto vento, tanto vento che ha devastato boschi di noci, ha abbattuto alberi secolari, raso al suolo intere coltivazioni. Qui cosa c'era? Radicchio trevigiano. E adesso? Adesso non c'è più niente. Erano 15 giorni che l'avevano piantato, non c'è più niente. Qui c'erano i cetrioli che erano qualcosa di meraviglioso, perché aveva un orto che sembrava un giardino. Là proprio avanti che già era i pomodori, che vede come che si ciapai. Non c'è più niente. Quasi i cipolle che era una roba, guarda. Un po' più avanti i fagioli, non c'è più niente. Zucche, più niente. Era una roba che giuro che non ho mai vista. Tutto su un tratto c'è un torco d'evento e qua davanti che già era terra secca, si è visto un fumeron di terra e dopo tutto un tratto tanta pioggia e dopo tempesta pura, fatto sicuro 15 cm di tempesta. E che quando che dopo ha smesso di piova, siamo andati fuori, si camminava sul ghiaccio fino a livello delle caviglie. Tutto il borgo è rimasto senza corrente, con l'Enel che ha provveduto nelle ore successive ad attivare una serie di generatori in loco. E sempre da ieri sera e per tutta la giornata di oggi sono continuati a decine gli interventi dei vigili del fuoco in zona, parte degli oltre 200 in tutta la provincia. Mentre sin dalle prime luci dell'alba molti hanno iniziato a tagliare e spostare le piante spezzate e cadute, che come in questo caso hanno devastato l'autorimessa di questa abitazione. Era sui 8:30, verso le 8 era, sì. E cosa ha visto? Il cielo scuro? Altro che scuro e pandemonium. E allora cosa ha fatto? Si è chiuso dentro? Era, paura era, perché non si sapeva cosa che veniva fuori. In 85 anni non ho mai visto una cosa. No, mai vista. Ho già paura, sì, proprio.